Sono dei volantini che sono privi di protocollo, sono privi di firma, per cui sicuramente sono dei falsi, delle persone che forse hanno mutuato quello che stanno facendo altri presidenti a livello internazionale per quanto riguarda l'immigrazione. Noi qui a Mogliano non abbiamo preso nessunissimo intervento nei confronti o di queste soluzioni per accertare le residenze nei condomini, per cui sicuramente questo è un grande falso e dico ai cittadini moglianesi di stare tranquilli. Nessun controllo straordinario, nessun giro di vite di stampo trampiano si muove tra il tentativo di truffa, magari per carpire dati personali, e lo scherzo di cattivo gusto, il volantino che sta facendo il giro del web e non solo. Si tratta di una finta comunicazione del Viminale dove si preannunciano controlli serrati sulle residenze, sui contratti di locazione affitto, invitando, se richiesto, la popolazione a esibire i documenti di identità, certificati di lavoro e malattia. In caso contrario si minacciano sanzioni fino a 206 euro, arresto fino a 3 mesi, addirittura la reclusione. Credo che questa sia un'azione fatta da pochi che vogliono creare un po' di scompiglio all'interno della popolazione. Ai cittadini moglianesi che vedono questi cartelli o questi volantini nei propri condomini, state tranquilli, oppure chiamate la polizia locale che vi confermerà che non c'è nessuna volontà e non è stata un'azione fatta dal Comune di Mogliano Veneto per controllare le residenze delle persone che vivono nei condomini.